Ciao, sono Sonia, ho 20 anni e qualche giorno fa stavo leggendo una notizia di come ogni 3 persone su 5 che entrano in farmacia vogliono comprare un ansiolitico o un antidepressivo. E leggere notizie del genere mi spezza il cuore perché io ci sono passata. Sai, 5 anni fa io soffrivo di ansia e di depressione. Mi ricordo che addirittura una settimana ho avuto un attacco di panico ogni giorno. È stato il periodo più difficile della mia vita e spesso non uscivo di casa perché avevo paura di avere un attacco di panico, e quell'estate decisi di dire sì ad ogni cosa che mi si sarebbe presentata perché non volevo vivere nella paura e non volevo essere fermata dai miei attacchi di panico. Dei miei amici mi proposero di andare in un campeggio e io dissi di sì, anche se in realtà non conoscevo nessuno. Arrivata là però mi sono un po' stupita perché ogni sera, ogni mattina venivano da me persone e mi chiedevano di pregare per me. E pregavano per me anche se non mi conoscevano, per cose che non sapevano. Una sera dissi così a Dio: Dio, se tu esisti e se tu sei quello che queste persone dicono che tu sei, stravolgimi la vita. Da quel giorno la mia vita è cambiata e posso dirti che ho cominciato a leggere la Bibbia e in Isaia c'era scritto del Messia che sarebbe stato un principe di pace. E io credevo che Gesù era il Messia, e se Gesù era il Messia doveva essere necessariamente un principe di pace. Il fatto che lui regnasse nella mia vita avrebbe portato in me pace. E sono passati dei mesi, però io sono stata guarita dai miei attacchi di panico e oggi sono 5 anni che non ne ho più. Vedi, c'è una storia in Matteo in cui Gesù cammina sulle acque durante una tempesta e tutti sono spaventati e lui dice una parola e la tempesta si calma e tutti si guardano e dicono: ma chi è questo che alla sua parola obbediscono le acque e i venti? E io voglio chiederti questo: se le acque e i venti obbediscono alla sua voce, perché credi che i tuoi pensieri non possano farlo? E quindi, come quel giorno in cui io ho chiesto a Dio di prendere la mia vita perché sinceramente io non la volevo, io non volevo vivere così, lui mi ha presa sul serio. E ti invito a pregare, ti invito a fare la stessa preghiera, perché Dio può cambiare la tua vita, Dio può dare pace al tuo cuore, perché questo è chi lui è un principe di pace.